È iniziato all'alba del 28 aprile il pellegrinaggio a Roma della diocesi di Vittorio Veneto, in occasione della cerimonia di beatificazione di Giuseppe Toniolo. 8 pullman con oltre 600 persone hanno voluto essere presenti per rendere omaggio al nuovo beato. Giuseppe Toniolo, nato a Treviso nel 1845, ha trascorso gran parte della sua vita insegnando economia politica all'Università di Pisa. Sposato con Maria Schirati di Pieve di Soligo, ha 7 figli. La sua figura si distingue per l'impegno profuso nell'inserimento dei cattolici nella vita politica italiana. Toniolo elabora una sua teoria sociologica che afferma il prevalere dell'etica e dello spirito cristiano sulle dure leggi dell'economia. È tra i fondatori di Azione Cattolica e della prima università cattolica, la FUCI, nonché ispiratore delle settimane sociali. Muore il 7 ottobre 1918 e dagli anni 40 le sue spoglie riposano nella chiesa di Santa Maria Assunta di Pieve di Soligo. Nel 1971 viene dichiarato venerabile, mentre nel gennaio 2011 Papa Benedetto XVI firma il decreto sul miracolo attribuito all'intercessione del Toniolo. Da qui la data della beatificazione, il 29 aprile 2012. Nel corso del viaggio verso la capitale, i fedeli vittoriesi hanno partecipato ad una messa nel Duomo di Orvieto, celebrata dal vicario generale Monsignor Martino Zagonel. Al termine della celebrazione, l'ultima parte del viaggio è l'arrivo a Roma in serata. Qui l'Azione Cattolica Nazionale ha proposto una veglia di preghiera, presieduta da Monsignor Domenico Sigalini. E arriviamo quindi al momento più atteso, domenica 29 aprile. I fedeli hanno raggiunto di buon mattino la Basilica di San Paolo fuori le mura ed hanno preso parte alla celebrazione di beatificazione. La liturgia è stata presieduta dal cardinale Salvatore De Giorgi, arcivescovo emerito di Palermo. Con lui hanno concelebrato i vescovi di Pisa Giovanni Paolo Benotto, di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo e di Treviso Gianfranco Agostino Gardini, insieme all'assistente di Azione Cattolica Monsignor Sigalini e all'organizzatore delle settimane sociali Miglio. Una forte emozione ha pervaso l'assemblea al momento dell'annuncio della beatificazione. Con la nostra autorità apostolica concediamo che il venerabile servo di Dio Giuseppe Toniolo, padre di famiglia, laico di Azione Cattolica, sapiente educatore dei giovani nella ricerca della verità, testimone del regno di Dio nel campo della cultura, dell'economia e della politica, d'ora in poi sia chiamato beato e che si possa celebrare la sua festa nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetto Papa XVI. Si presenta a noi oggi come un italiano che ha amato e servito la Chiesa e l'Italia, da cristiano e cittadino esemplare. È questa la vera laicità. Il radicarsi in Dio fu l'anima del suo impegno cristiano
nella famiglia, sulla cattedra e nella società, un vero modello di santità laicale. A portare le reliquie del Beato durante la celebrazione è stato Francesco Bortolini, il giovane miracolato dal Toniolo. Entrato in coma in seguito a un grave incidente nel 2006, si risveglia e guarisce miracolosamente dopo che la comunità parrocchiale, stretta in preghiera, depone una coperta del Toniolo vicino al letto di Francesco. Il mio significato è di riconoscenza, perché tramite la sua intercessione il Signore mi ha guarito, mi ha salvato. E ora sento di sentire un qualcosa per Lui. E per lui l'emozione è stata davvero grande. E l'emozione era tanta, è una cosa indescrivibile. Turba nel vino, segni del tuo amore. Ecco questa offerta, accoglila, Signore. Tu di mille, mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in te. Il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi. Il Beato Toniolo sarà presentato come esempio a tutti i fedeli laici, ma a tutti i cristiani, anche fuori dei confini del Veneto, dell'Italia. Sono collegati con noi altri paesi, in particolare dell'America Latina. È stato l'esempio di come un laico ha saputo affrontare i tempi della sua vita con determinazione davvero cristiano. Professore in una università laica, ha suscitato un movimento di cristiani impegnati nel sociale e nella politica che è un bisogno attualissimo dei tempi nostri. È una figura che è stata proprio riscoperta anche in occasione di questa beatificazione. Molti mi hanno confidato, anche persone acculturate, di non aver pensato, di non aver conosciuto il pensiero di Toniolo così significativo e rilevante, e anche la sua figura così di alto profilo. Quindi è stata un'occasione davvero preziosa per riscoprirlo. Credo che l'attualità si scopra da soli, vedendo quanta fatica oggi facciamo come cristiani, come cattolici ad avere delle proposte serie e impegnative e costruttive per la nostra cultura e la nostra società. In questo senso Toniolo ci è di esempio e di sprone. Giuseppe Toniolo, un uomo concreto, senza tante parole, me ne ha dette tante, ma però faceva seguire sempre i fatti, e questo è un tipico atteggiamento del cristiano, che non è un parolaio, ma è uno che fa. In una profonda fedeltà alla tradizione e alla vita della Chiesa propose effettivamente delle cose nuove che portarono frutto con pazienza e grazie anche alla sua perseveranza. Non potevamo mancare a questa giornata, a questo momento così importante. Ci sentiamo vicinissimi alla figura di Giuseppe Toniolo e per noi è importante perché è un esempio, perché ci fa capire che possiamo diventare santi anche nella quotidianità e mettere il Signore al primo posto. Quante emozioni avete provato questa mattina? Tante, dalla fatica, ma poi la gioia di essere qua ha prevalso su tutto, ecco. Un'emozione sicuramente molto grande, abbiamo la possibilità di aver vissuto questo momento tutti insieme come diocesi e di portare poi nel nostro cuore a casa questo momento per condividerlo con tutti i nostri giovani e con tutti i nostri aderenti dell'associazione. Sicuramente è una partecipazione a un evento che ha coinvolto la nostra Chiesa diocesana e tutta la Chiesa universale. Ci siamo sentiti in comunione con il Papa e con tutta la Chiesa per la beatificazione di un laico, quindi di una persona, di un battezzato della nostra diocesi, che ha testimoniato il Vangelo e che ci aiuta a testimoniarlo anche oggi.
Terminata la solenne celebrazione, i fedeli si sono spostati nella Basilica di San Pietro, dove il vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo, ha celebrato una liturgia di ringraziamento. Qui l'Assemblea ha potuto apprezzare le composizioni scritte appositamente per il neobeato. Il mottetto Sensus Fidei, composto dal maestro pievigino Mirko De Stefani, e l'inno Sei Grande, composto da Don Giovanni della Giustina. Noi ringraziamo il Signore e chiediamo al nuovo Beato la grazia e l'intercessione perché noi stessi, come persone, come comunità cristiane, riusciamo a vivere con profondità, con verità, con coerenza la nostra fede. Giornata molto bella, molto emozionante, ma soprattutto una giornata che deve senza dubbio lasciare, come lascerà, senza dubbio alcuno, una esperienza di fede vissuta per un impegno totale e pieno di tutti noi credenti battezzati a vivere la nostra fede nel tempo di oggi con grande impegno, con grande entusiasmo, con grande dono di noi stessi. Devo dire che insomma oggi abbiamo raggiunto un traguardo importantissimo, abbiamo lavorato molto per tanti anni e come pievigini in particolare credo sia oggi un grande segno di un grande privilegio anche e di una grande responsabilità. Credo che oggi sia un punto di arrivo ma sia soprattutto un grande punto di partenza, perché credo che oggi Toniolo da ora in poi debba dispiegare, soprattutto in questo tempo rispetto al sociale, al primato dell'etica sull'economia e della vocazione dei cristiani laici nel mondo, il pieno della sua bellezza e della sua attualità. È un modello e è un esempio di santità, come abbiamo sentito dire già in molte occasioni, un esempio di santità laicale, no? Che significa di poter prendere esempio ogni giorno nella quotidianità dalle sue gesta, da quanto lui trasmetteva poi ai suoi figli, agli studenti e a tutti quanti ai suoi familiari erano accanto a lui. Tocca soprattutto un'attenzione alla situazione del lavoro, dell'economia, della politica e intreccia tutto questo secondo un progetto del Vangelo. L'importante non è occuparsi di queste cose, ma il modo con cui di esse ci si occupa, e cioè con lo spirito della solidarietà, della costruzione del regno di Dio e di un lavoro fatto insieme, ognuno mettendo le proprie risorse per il bene comune. La festa per la beatificazione ha coinvolto anche chi non è potuto andare a Roma. Nel Duomo di Pieve di Soligo i fedeli hanno seguito la celebrazione su maxischermo, preceduta dall'incensazione delle reliquie del Beato esposte per l'occasione. Emozioni tantissime evidentemente, perché è da tanto che si aspettava questo momento e alla fine però abbiamo avuto anche un'emozione ancora grande e che è diventato motivo di preghiera anche per la salute di Don Massimo, che è stato il particolare artefice di questo evento. E poi il fatto di essere venuti in pellegrinaggio, sì, perché è stato proprio così un vero pellegrinaggio, venendo con 4 pullman da Pieve, poi altri si sono aggiunti, ecco, con i mezzi propri, in treno, eccetera. Ci siamo trovati davvero tutta la famiglia parrocchiale di Pieve di Soligo ben rappresentata. Il momento più intenso penso sia stato per tutti quando è stato svelato l'immagine del Toniolo e quando il miracolato Francesco ha portato la reliquia, e evidentemente quello è il momento più emozionante, tanto atteso.
da una parte Don Massimo ce l'ha messa tutta per diffondere attraverso la cultura, la conoscenza, e la comunità parrocchiale qui si è impegnata nel far nascere un po' la devozione, far capire che può essere un mediatore di grazie per noi e grazie ne abbiamo ricevute, e quindi da una parte e dall'altra siamo andati avanti e il Signore ci ha davvero benedetti e ci ha dato questo dono straordinario, e adesso ci sentiamo di dover corrispondere, perché se la nostra preghiera è arrivata a ottenere questi doni, allora vuol dire che pregando insieme e vivendo bene da cristiani insieme si può sentirsi davvero nelle mani di Dio. Domenica è stata una giornata davvero indimenticabile personalmente per come ho vissuto quella giornata della beatificazione, indimenticabile anche per aver rappresentato insieme agli oltre 600 pellegrini di tutta la diocesi l'intera chiesa diocesana nella Basilica di San Paolo fuori le mura. È stato un momento fortissimo di chiesa, un'esperienza di gioia, di cammino d'insieme. Giuseppe Toniolo è una figura che sempre più si rivela dalle 1000 sfaccettature. Lo penso come sposo, come padre, lo penso come educatore, quindi penso ai nostri educatori, in modo particolare dell'Azione Cattolica, ma anche agli insegnanti, a tutti coloro che vivono questo impegno professionale e di vita. Lo penso poi come credente, come persona che davvero ha vissuto nella sua vita l'incontro personale con Gesù Cristo e che ha fatto di questo incontro il senso del proprio dono ai fratelli, dell'attenzione all'uomo, della passione per l'uomo, e quindi l'impegno ad essere cittadini coinvolti nel proprio territorio, nella storia, nel qui ed ora della propria vita. Questa mattina quante emozioni? Tanta che non ho mai proprio ricevuto tanta così. Gioia immensa. Io ho fiducia tanta, gli voglio bene, cercherò di pregarlo. Per me è bellissima, un'esperienza meravigliosa. E devo dire la verità, ho approfittato e ho chiesto una grazia a questo santo beato. Io ho fatto 2 lacrime, non mi sono vergognata ad asciugarle queste 2 lacrime, perché sono state lacrime che mi hanno veramente toccato il cuore, e soprattutto per il messaggio che ci ha lasciato in questo momento della storia molto difficile. Per me è l'uomo del giorno, l'uomo del tempo. Per noi è il nostro beato, non è di tutti, è il nostro qua della diocesi perlomeno, non è solo di Pieve. Speriamo adesso che faccia qualche altro miracolo, che tocchi il cuore di tanta gente, in modo che lo faranno presto santo.